Buonasera a tutti. Buonasera a tutti cari amici, e questa sera mi vedete ancora nella specie che io ho promesso alla Illy che avrei fatto così No, per i io ti avevo nostri. detto ti prego no. No, siamo qui con voi e Ilde ti lascio la parola. Bene, siamo all'appuntamento del mercoledì nel canale YouTube del Mariotto Veneziano, sono le 21 di mercoledì 17 novembre 2021. Vi ricordo appunto che gli appuntamenti nelle dirette del canale YouTube sono del Mariotto Veneziano sono tutti mercoledì sempre alle 21. Per quanto riguarda comunque le dirette della settimana, mi trovate anche sul mio canale YouTube, che se non conoscete potete cercare attraverso la funzione di ricerca di YouTube con il nome Ilde Garda. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, così potrete porre le vostre domande durante le dirette del lunedì e del venerdì alle 21:30. Bene, dunque questo è appunto il secondo, diciamo così, appuntamento della settimana, ci aspetta poi ancora una serata, dunque se non dovessimo riuscire a rispondere a tutti questa sera, non disperate, non credo che vi disperiate per così poco, però No, non disperatevi, temete che torniamo appunto venerdì. Bene, come avete visto c'è il Marietto che gioca a nascondino, un po' va, un po' viene, un po' viene, un po' va. Allora, prima di cominciare con i saluti, di cominciare con le risposte alle domande, vi ricordo il alcune piccole solito, il cose. solito pippone per ricordarvi Esatto. che abbiamo un sito e 2 gruppi Facebook. Io tanto vado. Bello che mentre parla si auto rimuove. Allora, sì, infatti abbiamo 2 gruppi Facebook, che sono ormai attivi da anni, attraverso i quali condividiamo materiale, di radionica, di radiestesia, mettiamo link a video che ovviamente abbiamo, preparato per voi, per la condivisione, che trovate anche sui nostri canali YouTube, nelle varie playlist dedicate appunto agli argomenti di cui trattiamo. Il sito invece è online dal 2015, ci sono molti strumenti che abbiamo distribuito gratuitamente, che trovate nelle varie sezioni del sito. Si tratta di dispense di radionica, di ermetismo, di cabala, di chiriologia, dunque ci sono parecchie cosine interessanti che appunto potrete scaricare in modo totalmente gratuito. Sempre nel sito però trovate anche la sezione shop, nella quale potrete vedere quali sono i nostri servizi anche a pagamento. Vi ricordo infatti che siamo disponibili per consulti privati, 20 euro per 45 minuti. Bene, detto questo, Marietto, dove sei? Cominciamo a Cucù! salutare? Vedo che c'è tanta gente che si è già contattata, 11 persone, e mettiamo già in bella vista la prima domanda. Cosa ne pensi? Sì, beh, cominciamo magari a salutarli Sì, intanto e certo, allora, poi allora la rispondiamo. nascondo, va bene, la Sì. nascondo e comincio Allora, pure a salutare. buonasera Sonia, buonasera Gemma, buonasera Chiara, buonasera Luca, buonasera Nella, buonasera Rossella, buonasera Nunzia, Nunzia, Cristian, buonasera anche Christian, a te. e E voilà. Nella, sì, l'abbiamo salutata, va bene. Allora, intanto ho le pulsazioni a 111, non so nemmeno io come ci sono arrivata. Comunque cominciamo con la prima domanda. Ma Marietto, dove sei sparito? Cucù! Sto scherzando, dai, Stasera. stasera facciamola un po' così. Vabbè. Mm, Allora, Vai, va. stasera il Marietto vi risponde col sì e il no, No, come no? con le sibille vediamo gli approfondimenti della vostra domanda. Bene, cominciamo da Sonia. 2 Sì? giugno 90. Conoscerò qualcuno a livello sentimentale al compleanno di mio cugino? Grazie. Bisognerebbe vedere anche la data del cugino e il compleanno. Vabbè. Però sembra che ci sia qualcosa che bolle in pentola. Mm. Mm. Qualcosina sembra che bolli in pentola. Ti lascio a te l'onore della stesa.
Va bene, allora vediamo cosa dicono le sibille, cosa ci raccontano di questo incontro. Vediamo un po'. Effettivamente il taglio è, direi molto positivo. La giovane fanciulla, perché ovviamente Sonia sei comunque giovane, giovanissima anzi direi, Elimeneo può parlare appunto di momenti propizi e di qualcosa di interessante. Vediamo un pochettino. Allora, dunque diciamo che, magari adesso io non so se è tanto che non hai una relazione, Sonia. Ehm, diciamo che risulta che nel passato recente un pochino, ehm, magari hai sentito un po' di nostalgia per qualcuno, hai cominciato magari anche a ripensare o a pensare che fosse possibile, magari che cominciasse qualcosa, o ripensare qualcuno, non necessariamente qualche persona con cui sei già stata, potrebbe anche essere che ti sia tornato in mente qualcuno o che tu abbia cominciato a desiderare con un po' di però di tristezza, no, come se tu non fossi tanto sicura che questo possa accadere. Dunque, c'è questo desiderio, questa aspettativa di iniziare qualcosa di bello. Ora, diciamo che al presente, mh, c'è una persona che, ancora in qualche modo ha un effetto su di te, una persona che, è risultata essere molto egoista o comunque centrata su di sé, che non si è dimostrata all'altezza delle tue aspettative o di quello che, desideravi insomma da questa persona. Potrebbe essere stata, come dire, un po' Narciso, no, dunque ancora compare, come dire, questo il peso di questa delusione o di questa persona che poi alla fine in qualche modo si è allontanata. Beh, c'è comunque la possibilità che incontri qualcuno, sembrerebbe comunque una persona, un po' più grande di te, compare il sacerdote, potrebbe essere comunque un uomo timido, no, una persona, un po' fredda, un po' taciturna, e sicuramente, manifesterà un interesse per te, però ecco, non è proprio entusiasmante all'inizio. Ci vorrà un pochettino perché la cosa ingrani nel modo un po' più giusto, però non è che non vada questa situazione. Allora, diciamo che, in realtà le sibille segnalano 2 persone che potrebbero essere interessate in qualche modo. Una compare, qui e sembra essere appunto come te l'ho descritta, un po' timida, un po' sulle sue, più grande in età. Ma è l'esito quello che fa, come dire, vedere qualche spiraglio in più, perché sembra proprio che inizi, una bella amicizia, almeno in partenza, con questa persona, che poi si sviluppa soprattutto tramite telefono, messaggi, eccetera. Dunque, sicuramente, viene mantenuta poi, no, nel tempo. Con questo sembrerebbe essere una persona più interessante, dunque è probabile che uno manifesti un mezzo interesse nei tuoi confronti, ma non può essere che tu non senta di ricambiare le attenzioni di questa persona, invece con un'altra può, avviarsi intanto una bella amicizia che non si esclude cambi nel tempo e possa anche diventare di più. Bene Marietto, io
ho risposto a Sonia. Sì, ho visto una bella risposta, praticamente era simile a quella del pendolino, il pendolino è più sintetico, però Certo, sì o no? non si può In sbagliare. questo Bene, caso. vediamo un po' la prossima domandina che penso sia Di di Gemma, sì. Gemma, sì, la nostra Vorrei Gemma. sapere se l'acquisto dell'immobile in cui sono in ballo va a buon fine e finalmente faccio rogito notarile. 9 Mm, aprile 61 Gemma. Io mi va bene, ricordo che lunedì ho l'ha già già visto fatta. questa cosa, Alla però Gemma rispondile, vediamo. alla Gemma gli piacciono i minestroni riscaldati. No, magari vuole Deve vedere se essere qualcuno. magari deve essere una vegana. Bene, adesso partiamo subito con la domandina della nostra Gemma. Ok, sì, Rispondiamo. sì. E mi sa che ci sarà da sudare. Non sarà facile. Ilde, dimmi un po' come la vedi tu. Come la vedi tu? Vediamo un po' cosa dicono le sibille, però mentre tu rispondevi ho visto che si sono aggiunti anche altri amici, Maria, Sì, Davide, ho buonasera anche visto anche Angela, però che qualcuno non ha Daniela. messo la data di nascita Bene, giù hanno in fatto fondo. bene. No, non l'hanno messa. Hanno aggiunto? No, non l'hanno messa giù in fondo. Ah, ok, Maria. Mm. Devi spiegarglielo. Sì, sì, Magari è bisogna che nuova. mettiate, sì, è possibile. Nella domanda ricordatevi di mettere il vostro nome e la vostra data di nascita, la domanda formulata in modo chiaro, se la domanda riguarda un'altra persona, anche e non solo il nome e la data di nascita di quest'altra persona. Bene, allora Gemma, vediamo un pochettino cosa dicono le sibille per quest'immobile. Sono cadute due carte mentre mescolavo superbia e pensiero. Allora attenzione perché eh, sembra che ci sia qualche forma di preoccupazione o qualche soluzione che deve essere trovata. Allora, ma tutto verte sui soldi, né più né meno, almeno così dice il taglio. Vediamo un po'. Allora, le sibille all'esito danno comunque una possibilità, però sembra che la cosa sia ancora un po' impegnativa, non è proprio tutto già scritto. Già ci sono state delle sorprese, mettiamola così, che si sono introdotte nel passato, dunque dei contrattempi e forse anche delle perdite di tempo che hanno allungato molto l'attesa. Poi sembra che sia arrivata una possibilità, ecco, finalmente un po' più propizia, ma c'è ancora, come dire, un qualcosa o una comunicazione che di nuovo allarma un po', oppure qualche cosa che viene un po' rimangiata o ritrattata, c'è un qualche cosa che ti verrà comunicato a breve, Gemma. Però c'è anche, come dire, che con un atto di determinazione comunque si può procedere a fare quel passo in più. Comunque considera una cosa, che ci sono proprio degli aspetti che sembrano essere da chiarire ancora. Dunque, o questo aspetto, anche se non comparendo il sacerdote, non è da intendere necessariamente come qualcosa di amministrativo, burocratico o legale, però ci sono degli aspetti
che possono effettivamente generare ostacolo e che sono anche così poco chiari. Ecco, ora o si tratta di accordare più persone, magari è un bene che appartiene a più proprietari e bisogna trovare il giusto compromesso per tutti, oppure c'è qualche forma di disaccordo, qualcosa che appunto viene detto e poi vorrebbero correggere il tiro, cioè c'è un qualcosa che ostacola in questo senso. Però fondamentalmente si direbbe che poi la cosa dovrebbe andare, ci vorrà dei mesi però, almeno. Poi può anche essere che invece tutti gli eventi raccontati dalle sibille incalzino più rapidamente, dal momento soprattutto in cui compare la carta della costanza, no? Che generalmente indice di uno sblocco, il superamento di ostacoli. Però è chiaro che anche se si superano gli ostacoli abbiamo visto che ci saranno ancora delle cose che in qualche circostanza verranno omesse o bisognerà approfondire degli aspetti poco chiari. Dunque, ammettiamo che la carta della conversazione, che prevede la riunione di più persone, indichi il rogito, la presenza comunque di carte che lo rendono poco chiaro, potrebbero comunque indicare che ci sono degli ostacoli per incontrarsi e definire la cosa in modo formale. Qualcosina che verrà fuori, ma insomma alla fine sembra che un pochettino la situazione cambi rotta e comunque c'è la firma dell'accordo, ma essendo nelle carte di esito, visti gli ostacoli, bisogna vedere in che modo ci si arriva poi. Comunque, se non è qualcuno che cerca di rilanciare per la presenza anche di un'altra, che compariva anche questa giovane fanciulla, dunque c'è un po' così, un po' di... Sono degli aspetti poco chiari, come se giocassero su alcune cose, cercando di capire da dove possono prendere di più. Allora, Marietto, dove sei Eccomi qua, sparito? stavo seguendo un po' la tua live, che come al solito sempre analitica e precisa. Andiamo avanti con la prossima domandina e vedo Scelta. il nostro amico Luca che ci dice, si chiama Antonio perché poi l'ha scritto sotto, Ah, bravo. e E quindi se ci io fosse anche... in questo caso col sì e il no posso fare ben poco, e allora cosa faccio? Lascio a Beh, tu te. magari potresti guardare se comunque questo signor Antonio, il capo di Luca, è positivo o negativo per lui. Allora, Un sì sì o un no, positivo, esatto. un sì, E un poi no, vediamo. un sì, un no Non non si si nega nega mai mai nessuno. nessuno, come diceva il Marietto. Ok, dai, via, vediamo un po' Sì, sì. se è positivo o negativo. Ma sembrerebbe che questo signore qui, a modo suo chiaramente, con le sue dinamiche, Certo. è meno negativo che positivo, è meno negativo che positivo. Bene, allora quindi lascio lo spazio alla nostra. Va bene, vediamo allora i punti deboli del suo capo. Vediamo un po'. Il signor Antonio, il capo di Luca, quali sono i suoi punti deboli? Grazie Sibille. Visto che indica punti deboli la tua domanda, è allora sicuramente un po' debole nell'ascolto. Allora. Allora. Dunque, sempre in termini di punti deboli possiamo concentrarci riga per riga su quello che può essere il messaggio, no,
di ciascuna riga riguardante il tuo capo. Dunque, chiaramente una persona, vedi mercante artista, che sicuramente in passato ha mostrato grandi capacità istrioniche molto astute, molto valide, di muoversi nelle cose, ma potrebbe anche essere un limite per certi versi la necessità o il bisogno o il desiderio di manipolare ogni situazione, perché potrebbe anche nascondere questi tratti. E in qualche modo, vedi Gran Signore, cioè donna maritata Gran Signore, conversazioni, dunque è anche una persona che in qualche modo vuole avere la sensazione sempre di essere lui a prendersi cura di tutto, cioè per la serie non molla mai, anche se ovviamente ha bisogno di persone sotto di lui, però diciamo che ehm, ha la consapevolezza di essere alla guida. Cos'è che possiamo dire? In questo momento presente, io a parte che non so in che termini tu abbia posto la domanda, cioè se vuoi sapere se lui ha dei punti deboli di cui tu ti puoi avvantaggiare, oppure capire quali sono i suoi lati negativi del carattere, è posta, non proprio benissimo come domanda, perché capendo dove vuoi arrivare mi viene anche più facile, ma proprio per risponderti al meglio. Non so se, puoi integrare. Vabbè, sì, forse stai punti deboli di cui ecco, allora avevo intuito. Beh, lui lui sa, secondo me, uno degli aspetti, vedi qui c'è sicuramente il fatto che ha prestato veramente un lunghissimo servizio ed è probabile che sia ormai in età da pensione, ma che questo pensiero per lui sia veramente, qualcosa di forte che non riesce ad accettare. Dunque, in tutta questa situazione, ovviamente, può essere debole, non so in che modo tu possa sfruttarla a tuo vantaggio, però sembra che qui sia possibile fare leva in qualche modo. Dunque già questo, cioè lui nonostante tutto, nonostante voglia ancora avere in mano il controllo di tutto, si capisce che, l'ha capita la sua nata, cioè che non è eterno e che purtroppo, presto o tardi dovrà in qualche modo trovare qualcuno di cui fidarsi. Dunque c'è anche la possibilità che comunque, ehm, possa in qualche modo essere debole in questo senso, cioè che ci sia un margine per insinuarsi. Allora lui altro punto debole, sono gli accordi, la comunicazione sugli accordi. Dunque, probabilmente, puoi fare leva lì, perché comunque si direbbe che, a lui quello che preme è che ci sia, concretezza, cioè che, i lavori arrivino al dunque, soprattutto che portino vantaggi economici, Dunque, lui secondo me, ehm, punta sulle persone che in qualche modo, come abbiamo visto, possono essere controllate, ma anche su persone intraprendenti che però facciano riferimento a lui, facendolo sempre sentire, come dire, al primo posto, cioè importante. Dunque, consuante sorpresa, nemico, viaggio, costanza. Ehm, Beh, sicuramente un risultato o comunque un vantaggio che poi tu puoi trarre da lui, dalle sue difficoltà o comunque dai suoi limiti, è la necessità di controllare tutto. Dunque, in qualche modo tu
puoi anche guidarlo, non che sia, cioè lui non può controllare tutto in prima persona, dunque magari se gli dai la sensazione di poter essere una persona su cui lui può contare per essere i suoi occhi e le sue orecchie in altre circostanze, lui questo sicuramente lo apprezza parecchio. Bene. Cara Hilde, mi è piaciuto molto quella frase, i suoi occhi e le sue Chissà come orecchie. mai ti è piaciuta. Mi è piaciuta perché mi ricordo L'abbiamo sentita, vero? l'abbiamo sentita e quando sento quella frase lì mi tremano sempre le gambette, per fortuna sono seduto. Allora, la prossima domanda, vediamo un po'. Luca chiaramente ci ringrazia e andiamo alla prossima domanda. Dopo Luca, chi è che c'è? Non Dopo sbaglio, Luca, Nella. Nella. Nella che domanda fa? Volevo sapere se Raffaele mi ricontatta lui. Mhm. 26 settembre del 70, 15 febbraio del 74, Nella. Glielo diciamo? Che cosa? Se la ricontatta? Ah, Va vabbè, bene. puoi vedere un po' cosa succede. Va bene, va bene. No. Vediamo un po' il pendolino cosa ci dice. Beh, non è che è partito decisissimo, Magari ci sta ancora pensando. ci sta ancora pensando, però sì, direi che la domanda c'è. Io adesso mi eclisso e ti lascio. Mhm. Allora, vediamo per Nella se Raffaele la ricontatta. Sarà Raffaele a ricontattare Nella? Vediamo un po'. Vedi che già subito il messaggero con Sante... Io mi fermerei già anche al taglio, perché comunque sembra proprio di sì. Allora, ma insomma, qui sembra che io, poi non è che mi ricordo, rispondo a tante tante persone, tra i consulti privati, le dirette, veramente a volte faccio fatica a ricordarmi se quello che ho detto a te o a qualcun altro, no? Però, dunque non so se ti ho già dato questa risposta e non mi ricordo se effettivamente tu hai raccontato qualcosa di questa situazione. Eh, perché noi spesso chiediamo di mettere qualche dettaglio, cioè se quella persona è sposata, se voi siete sposati, se siete sposati insieme, se vi state frequentando ma è un rapporto clandestino perché avete dei coniugi ufficiali, cioè vi chiediamo delle specifiche non perché ci dobbiamo fare i fatti vostri, del resto siete voi che venite a raccontarcelo, ma è proprio per chiarire alcune figure, perché qui sembrerebbe che lui abbia sistemato le cose con una persona, cioè che lui abbia rotto in qualche modo con te nel passato per, come dire, mettere a posto e ritornare con una persona, a meno che non abbia già fatto un primo riavvicinamento con te e poi nuovamente un allontanamento. Di fatto in questo momento la cosa sembra morta. Non ci sono più incontri, è calato il gelo e anche il sipario, dunque sembrerebbe una cosa... Però cosa avviene? Sospiri, malinconia, giovane fanciulla. Avviene che comunque alla lunga la nostalgia comincerà a fare il suo corso, però la cosa interessante è che compare anche una giovane fanciulla. Qui c'è da capire se Raffaele eh, magari ha una figlia, oppure magari sei tu invece quella che ha una figlia e in questo periodo o nel prossimo periodo comunque avrai i tuoi pensieri. Fatto sta che lettera nemica, dunque
ti arriveranno notizie di un'altra persona che riguardano lui, oppure ti arriverà alle orecchie un qualcosa che è stato rivolto o a te o a lui, c'è comunque una nemica, dunque un attacco, qualcosa di poco piacevole. Però alla fine la carta dell'amante fa capire che comunque nonostante tutto c'è ancora un legame, un collegamento. Lui sicuramente pensa ancora, non è che non ti pensa, ma ladro, conversazione, dunque o in ogni caso approfitterebbe di qualche circostanza per farsi sentire, oppure potrebbe in qualche modo farlo così, inaspettatamente, ma così come entra così se ne va, cioè capisci che, non dà un'indicazione permanente di un qualcosa che si sistema, in modo sicuro. Comunque è l'atteggiamento di chi si deve nascondere anche per parlarti o per scriverti. Dunque sicuramente secondo me lo farà in futuro, però i termini e i modi in cui si muoverà nei tuoi confronti saranno appunto quelli del ladro, cioè quelli che non di qualcuno che non vuole essere scoperto comunque. Allora Marietto. Eccomi qua, eh sì, anch'io ho visto quello che hai visto tu nelle Sibille, un Ah pochettino... grazie, infatti mi fa piacere che mm, anche tu dica E la beh, tua, io sono testimone oculare e quindi non posso altro che confermare. Vediamo un po' la prossima domanda, che mi sembra quella di... Rossella. Ciao Rossella, 26 dicembre 79, mi si Mm. presenterà una buona occasione di lavoro? Grazie. Bene. Allora, alla Rossella l'ha scritta bene, mi raccomando, tutti quelli che hanno fatto domanda, nome e data di nascita, DNA, codice fiscale e anche una frase che si capisca. Ilde, ti vedo un po' spompatella, però bisogna Sì, ammettere. ho un lieve mal di testa, ma non è quello. In questo momento, guarda, giusto che stavamo rispondendo a Rossella, ho letto che lei ha scritto c'ero io, mi avete saltato. Allora, voi No, no, ma bisogna spiegargli che noi... non Mm, dipende, cioè non è, mm, voi vedete una cosa, perché la vostra connessione vi aggiorna in base mm, a quello che vedete voi, ma a noi confluiscono le domande di tutte le persone che in quel momento mm. sono collegate e scrivono alla chat. Dunque, Esatto. noi comunque seguiamo non La l'ordine che scaletta... avete voi individualmente sul telefono, perché scommetto che tanti quanti siete, ciascuno di voi ha un ordine diverso. Noi seguiamo la scaletta dei messaggi che dal server YouTube gira a noi, dunque Mm-mm. mi Anche dispiace. perché, guarda, in questa diretta si sono collegati già 46 persone e quindi Eh, è chiaro che ognuno vede un po' come arriva. Comunque, la poi, Rossella, giusto? poi ecco sì, la Rossella poi lei ha capito e si è scusata, però cercate anche di capire che noi siamo qua e cerchiamo di dare una mano a tutti e lo facciamo gratuitamente, dunque anche Esatto. non avanzate pretese che non Pretese. vi stiamo chiedendo niente. Esatto, Allora, perché se no sapete che per un consulto professionale noi ci siamo sempre. esatto. Esatto, bene, Allora, avremo un po'... 26 dicembre del 79, allora vediamo per Rossella se dovresti rispondere anche tu col pendolino, se Ma, arriva una buona occasione di lavoro. ma certo, io sono qui col pendolino per Esatto. questo e passavo di qui, sai, passavo qui in studio, Ma dico, ma se no veramente? Ma che mi fortuna! fermo e faccio due chiacchiere con la Ilde, non so cosa fa questa sera. Eccomi qua. Grazie Ilde. Allora, vediamo se per la Eh nostra sì, va, Rossella. non star lì, renditi utile. Fai qualcosa. Ah, Sì, sembra, certo, non è una partenza a raggio, non è una cosa come se parlasse il nipote di Kennedy per il Novaz, il nuovo virus, che tutti lo ascoltano e stanno tutti zitti e non gli fanno nessuna. Però diciamo che il suo peso è un bel sì bene. rotondo. E adesso vediamo cosa dicono le sibille per Rossella, è una occasione di lavoro, vediamo un po'. Allora, beh, è un campo di prova un po', però via, a parte qualche ostacolo, sembra che comunque
già al taglio abbiamo una piccola indicazione. Allora. Allora, diciamo che, si vede una situazione nel passato, non so se, riuscite a vederlo, però falsità, denaro, artista, dispiacere, pensiero. Allora, qui sembra che comunque un'occasione, un'opportunità, durante un colloquio, sembrava anche un'opportunità buona, no, solida, però questo colloquio non dovrebbe aver dato un esito positivo, infatti c'è la carta del dispiacere, dunque magari, o non se lo aspettava o contava parecchio su quest'opportunità. Però, c'erano delle ambiguità, non so se ti consola, ma la carta della falsità indica che comunque le informazioni, soprattutto riguardo i compensi, non erano esattamente poi realistiche. Dunque, probabilmente non o i compensi o qualche aspetto proprio di inquadramento lavorativo, perciò tutto sommato non hai perso tantissimo. È chiaro che però ti è rimasto un po' il pensiero, no, la preoccupazione. Al momento presente è vero che sei un po' così, che magari è un po' ferma la situazione, che sembrano non arrivare nuove possibilità, però, ma Achille, ma come sei invadente, vai. Ma, si direbbe però che molto presto, si Achille, apre sì, Acuccia, eh? sì, sì, devi vedere con quale prepotenza ha infilato il braccio il muso sotto il mio braccio. Comunque, allora, T'ho parlato, fammelo sembra com vedere che lo sgrido, fammelo vedere. proprio ora che si è allontanato non me lo fare chiamare. Allora, dicevamo dunque, sì, in questo momento alcune opportunità sono bloccate, ma in realtà sta per arrivare qualcosa di interessante. Tra l'altro, ehm, qualcosa anche di, veramente sereno. Allora, o avrà a che fare con strutture, lavori da casa, oppure in casa di qualcuno, comunque ha a che fare con una dimensione, domestica, Ora, non so se, la dimensione domestica indichi anche, la possibilità magari di prestare servizio o assistenza a qualche persona ammalata, però di fatto nel prossimo periodo costanza, donna di servizio ammalato può lasciare intendere anche questo. Probabilmente non sarà proprio il tipo di lavoro che, avresti voluto, magari ci sono delle situazioni che, non ti lasciano proprio, come dire, al pieno dell'entusiasmo, però di fatto potrebbe anche indicare addirittura la difficoltà di scegliere, perché secondo me fra non molto verrà fuori veramente qualcosa di un po' più interessante ed è anche possibile che, ehm, le opzioni siano più di una, tra cui scegliere. E non solo, nel momento in cui sembra già difficile di suo scegliere qualcosa, vedo aggiungere un'altra proposta, ma quest'altra proposta, attenzione perché potrebbe nascondere un'insidia. Dunque, per quanto possa apparire allettante, non lo sarà poi tantissimo. Dunque, se dovesse succedere così, come ti ho detto, vale a dire, se nel momento in cui sbucano un paio di occasioni e forse magari anche qualcosina in più, tra cui scegliere e mentre sei già lì che non sai cosa scegliere, ti arriva un'altra proposta, beh scarta quella proposta, okay, perché appunto c'è lì un pericolo. Però guarda, la cosa è che probabilmente vai a cambiare completamente il tipo di lavoro che hai fatto rispetto a prima, o rispetto al passato. Vedi che c'è proprio una chiusura, una trasformazione completa e totale. Però è anche vero che, donna maritata, militare, in sostanza, dovrai un po' importi.
e soprattutto essere molto determinata anche per quanto riguarda determinate gestioni o il gestire casa e lavoro poi. Dunque, secondo me, in ogni caso sì, potrebbe anche, rivelarsi un'attività, un lavoro che, magari, potrebbe metterti in difficoltà nell'ambito familiare. Dunque, c'è insomma una specie di prova all'orizzonte, però perché? Perché risponde inaspettatamente a qualche altra richiesta che dentro di te devi aver generato. Dunque, insomma, si profilano dei grandi cambiamenti. Allora, Cara Hilde, io penso che facciamo l'ultima perché abbiamo già superato abbondantemente i 40 minuti. Ti vedo sì, molto provato, so sì, che ti piace tantissimo a te Sibille, e abbiamo certo. la nostra Nunzia, che è subito è molto elegante, saluta mi ha detto, ma sotto non per, vedi, saluta anche Sì, te. sì, ho visto, è carina Quindi non è Nunzia. che ti ha dimenticato, solamente che ha visto il peso, chiaramente. Se uno non crede che il peso, guardate un po' qui che roba, e quindi capite che non poter certamente scrivere. Allora, facciamo subito questa domanda. E qual è la Sì, domanda? allora, ciao caro Marietto, come stai? È da un po' di tempo che non ti scrivo, anche per dare spazio agli altri. Brava, Nunzia, grazie. Allora, vorrei sapere se Sergio è intenzionato a ritornare con me. Allora, Sergio è nato il 24 ottobre del 62 e Nunzia il 4 gennaio del 63. Allora, questa qui è una domanda che prima Sì guardo, e no, sì, certo. beh, sì e no, e poi dopo facciamo, no, sai, sì e no deciso. Mhm. Sto Sergio torna, cosa? Vai a prendere la padella, va che lo spingiamo un po'. Sembra proprio di sì. Sembra che la distanza... Eh? Sembra Eh che la, sì, sembra che la distanza... eh, Sergio se- si è tagliato. volevo dire, il Sergino, e poi Sì. Vediamo. Allora, vediamo se Sergio torna da Nunzia. Allora, vediamo subito. Dai, sicuramente sarà comunque una sua decisione, cioè una chiara intenzione, no? Sembra che quantomeno di ricontattarti. Vediamo. Certo che c'è. Ma a me sembra proprio di sì, sai. Mm, certo, ora è un po' combattuto, però alla fine, è un sì, neanche alla fine, è già abbastanza nel contesto presente. Sicuramente è un po' freddo, un pochettino che sta valutando se è giusto, però è assolutamente nel suo pensiero, perché non è una cosa chiusa, vedi? Questo è ancora qualcosa che insomma ancora lì, il ritorno, la carta della riunione. Diciamo che lui è un po' combattuto perché sta ancora valutando se è giusto farlo, però ci son tutte carte più che positive, dunque si è un po' bloccato in passato, questo sì, cioè si vede che proprio c'è stato un fermo e, ora sta giudicando, ora ci sta pensando e penso proprio che nel futuro lo farà. Anche l'esito, guarda Nunzia, stanza, gran signore, leggerezza e casa. Dunque, io ritengo proprio che, lui lo farà, cioè farà un passo sicuramente per, ritrovare questa, la vostra passione, sono carte di passione questo, carte di intimità. Io ritengo di sì, ritengo che tornerà. In questo momento però
è chiaro, è combattuto e sta valutando la cosa giusta da fare, però sa che non è finita, sa che non è chiusa tra voi, secondo me lo sa. Marietto, tu cosa diresti di quest'esito e di questa stesa? Ma il marietto direbbe che è un bel puscel, per il semplice fatto che c'è una carta Questa, né? che chi sa leggere civile capisce che è un bel bec. Oh, scusa, Ildi, siamo in fascia protetta? Eh, sì, ormai. No, a parte gli scherzi, sì, ce la metterà tutta, sarà Eh sì, non si è sarà un uomo estinta democratico, come la si suol dire. passio Sì, democratico. C'è passione. No, la Ida è stata molto diplomatica, però diciamo che sarà una bella esperienza, è un bel comeback, come si dice. Ci ricordo, Ida? Secondo me sì, secondo me non è chiusa e comunque ci sono ancora degli aspetti da valutare, Certo, è certo. chiaro. Però Però una spinterella qui, una spinterella là, un bel rito rinforzante, e quella carta lì è terribile, fa capire che ci tiene ancora, eh sì. dai sentimenti. Siamo fascia protetta però, perché se no non parlo più, Sì. E vabbè, i sentimenti in Ma una coppia passano anche del letto. Ascolta un po' sì. però, Luca fa una bella domanda, giù in fondo. Mh. L'ho messa a video però, Cos'è successo quando hai sentito quella frase, Marietto? Le tue orecchie. Chi ce l'ha Raccontala, detta? Noi? raccontala, vai. No, non apriamo vecchie ferite. Mm. Vuoi che la racconto io? Eccolo qua, guarda, l'hai visto? Fammelo vedere, fammelo vedere. Guardalo, che viene a dirmi: "Mamma quando mi dai da mangiare?" Sì. Bene, Che sei là che cianci. possiamo salutare i nostri amici, no? Perché penso che... Sì, sì, sì. E la Nunzia, guarda cosa ci dice. Ah, che carina, grazie, Grazie, grazie. abbiamo scherzato chiaramente, però è ok. Certo. Ok, allora possiamo salutare i nostri amici, Ilde, perché Sì, sì, il sì. Marietto, Ricordiamo il Marietto è l'appuntamento, strac, come si suol la dire. Hilde doppiamente, devo ancora far passeggiare Achille, dunque per forza mi serve un coso ricostituente, no scherzo. Comunque, stavo dicendo, ricordiamo però venerdì alle 21:30 sul mio canale YouTube, la diretta non sarà lunghissima perché il venerdì io mi dedico poi ai protocolli Ci media dedichiamo, civil. no, ci dedichiamo Sì, alle sì, sì. pulizie No, ma nelle... tu lo puoi cominciare prima, io Io per inizio questo sempre un dicevo la pelino diretta. prima, certo, perché le pulizie sono Esa importanti per i nostri committenti, e noi il venerdì e anche il sabato mattina alcune volte, perché alcune volte troviamo dei Sì, blocchi è energetici vero, immensi. ma ci son delle volte che devo proprio fermarmi e E al riprendere il sabato, giorno dopo. certo, perché non è sempre facile, no? E allora noi cosa facciamo? Abbiamo fatto più di 48 minuti, Certo, Sai che poi i allora ringraziamo sindacati... tutti. Ilde, Sì, anche tu hai fatto il vaccino, il Norton, la VG, la Vira, sì, la Vira. il Norton, il McAfee. Ok, Sì, sì. dai, salutiamo i nostri amici, grazie di averci tenuto. A 21:30 venerdì, sempre sul stesso canale di Hildegard. Se non conoscete Hildegard, andate su YouTube e scrivete Hildegard e noi siamo lì. Hilde staccato Garda, perché se no trovano Esatto. una santa e non Oh sono beh, io. siamo lì vicini, ok? Io Eh, salutiamo Hilde. buonanotte e Notte. grazie. Ciao.